Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati dunque con la nostra linea mattina, una finestra sul mondo viene da dire, no? Perché la nostra location quando ci trasferiamo di qua del confine, inteso chiaramente il fiume Tagliamento, è la finestra sul mondo, mentre quando siamo nella nostra sede operativa di Zoppola teniamo più come redazione. Allora, dicevo, un buongiorno a tutti. Innanzitutto vi do una notizia in anticipo, l'abbiamo già pubblicata pochi istanti fa sul nostro social. Alle 14 avremo in diretta il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio. Parleremo con lui per quanto riguarda le iniziative legate ai vaccini, ma soprattutto anche a una polemica per quanto riguarda il discorso legato alla nomina del nuovo direttore dell'azienda del distretto sanitario di Udine, perché non è proprio un medico, ma capiremo di più. C'è stata ieri una nota, l'abbiamo già data nel corso del nostro audio video giornale. Apriamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda le notizie da Udine e non solo. Allora, innanzitutto ci sono un po' di notizie di cronaca, perché ci sono stati degli incidenti nel corso delle prime luci dell'alba, ma per fortuna 2 non gravi, ma uno purtroppo grave. Partiamo proprio da questo. Una persona è stata investita questa mattina mentre stava scaricando della carne da un furgone frigo, il sinistro avvenuto verso le 5:30 a Colloredo di Prato, a pochi chilometri da Udine. Le cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Codroipo, sul posto per i rilievi di legge e le indagini. Un'auto condotta da un giovane del luogo che ha impattato violentemente contro l'uomo e il camioncino. Sul posto un'auto medica e l'ambulanza giunte da Udine. Una volta prestategli le prime cure è stato ricoverato all'ospedale del capoluogo friulano, grave ma fuori pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'auto. Pulizia e bonifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Incidente stradale verso le 7 lungo la nuova rotatoria di Tor Viscosa sulla statale 14 che collega anche la ex provinciale per Bagnari Arsa. 2 auto si sono scontrate frontalmente tra loro. Uno dei 2 conducenti, uscendo da Tor Viscosa, ha impegnato la rotonda nel senso inverso. L'impatto chiaramente è stato inevitabile. Per fortuna, seppur violento, i 2 conducenti hanno riportato lievi ferite. Sono stati comunque trasferiti in ospedale a Palmanova per accertamenti. Rilievi di legge da parte dei carabinieri. L'intervento invece dei vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia ieri sera in pieno centro del capoluogo del Friuli orientale per un principio di incendio che si è sviluppato in un appartamento
partito da un'asciugatrice, il rogo ha interessato l'elettrodomestico per cause di natura chiaramente elettrica. I vigili del fuoco hanno per fortuna immediatamente domato le fiamme, evitando che le stesse si estendessero al resto dell'abitazione e hanno messo comunque in sicurezza la stanza. Alla fine nessuna persona per fortuna è rimasta ferita. E adesso vediamo se è pronto il servizio, perché andiamo a Gorizia. Come sapete adesso sentiremo le dichiarazioni del sindaco Ziberna sulla morte del carabiniere Vittorio Iacovacci, che prestava servizio, ricordiamo, al 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia a Gorizia, in Viale Trieste, che è stato ucciso ieri insieme al nostro, barbaramente ucciso ieri insieme al nostro ambasciatore in Congo. Allora andiamo a sentire chiaramente nelle parole del primo cittadino le condoglianze della città e la vicinanza di tutta Gorizia verso la morte di questo servitore dello Stato e verso i familiari. La città di Gorizia è ancora profondamente scossa, addolorata per la tragedia accaduta ieri in Congo, nel corso della quale un giovane carabiniere di Gorizia, di Vittorio Iacovacci, avrebbe compiuto 31 anni fra pochi giorni, a marzo. Tra l'altro a marzo sarebbe anche rientrato dal Congo. Iacovacci ha sacrificato la sua vita, è un servitore dello Stato nel vero senso della parola, era consapevole dei rischi che correva. Abbiamo già testimoniato la vicinanza della città, prima con una mail, con una lettera al comandante generale dell'Arma, ma anche al generale comandante dei Carabinieri dei Friuli Venezia Giulia. Stamane mi sono recato dal colonnello Celli, comandante del 13° Reggimento Carabinieri, insieme al prefetto, per portare la nostra testimonianza, il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutti i carabinieri. Altrettanto abbiamo fatto con una lettera alla famiglia. Mi metto solo nei panni di un genitore che riceve al mattino la telefonata da parte di qualcuno che gli dice: tuo figlio, tua figlia è deceduto. È una cosa agghiacciante che fa letteralmente accapponare la pelle. Ho voluto portare perciò davvero la vicinanza della città. Abbiamo oggi, come la maggior parte dei comuni, mi auguro in tutta Italia, su invito del Presidente nazionale dell'ANCI, le bandiere della nostra città sono a mezz'asta. Non appena sapremo quale sarà il giorno delle esequie, dei funerali del povero Vittorio, in quel giorno a Gorizia verrà ricordata questa tragedia, questa sua scomparsa con un lutto cittadino. Il 13° Reggimento, che è davvero un reggimento di grande eccellenza, aveva già pagato un importante tributo di sangue nella partecipazione alle operazioni per il mantenimento della pace in tutto il mondo, peacekeeping. Ricordiamo tutti, ai noi, la tragedia in Siria, ma ricordiamo anche le perdite in Afghanistan. E ultima, in ordine di tempo, ieri, questo vile attentato, questo vile agguato, nel corso del quale, oltre alla perdita della vita del caro Vittorio, anche di un nostro ambasciatore, uno tra i più giovani ambasciatori. A loro va la riconoscenza certamente del Paese, ma a loro va il grato pensiero e la vicinanza da parte di tutta la città di Gorizia. Bene, andiamo a chiudere questa pagina informativa con una notizia. L'assessore regionale all'infrastruttura e territorio Graziano Pizzimenti ha incontrato nella sede della Curia il Monsignor di Udine, il Monsignor Sergio Di Giusto, direttore dell'ufficio amministrativo della Arcidiocesi di Udine, per avviare un confronto sugli edifici di culto del territorio. L'amministrazione regionale intende avviare una ricognizione del fabbisogno rispetto all'esigenza di manutenzione degli edifici di culto del territorio udinese, ha riferito Pizzimenti, precisando che non si tratta solamente di edifici che rappresentano un punto di incontro importante per la funzione che svolgono. Molti di questi luoghi sono vere e proprie opere d'arte da conservare e tutelare, quali fondamentali della nostra storia e del nostro patrimonio culturale, che pertanto meritano un'attenzione particolare, ha concluso l'assessore nella nota. E con questo è tutto, vi diamo dunque appuntamento alle 14 con Linea Giorno e chiaramente l'ospite in diretta con noi, ripeto ancora, ci sarà il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, Gianluigi Tiberio. Vaccini, tema principale,
ma anche il discorso legato al nuovo direttore del distretto sanitario udinese. Perché ieri c'è stata una nota da parte dell'ordine, e allora vogliamo sentire non solo quello che è scritto, il virgolettato, ma vogliamo sentire direttamente dal presidente l'ufficiale presa di posizione. Insomma, ne sentirete delle belle, dunque vi do appuntamento alle 14. Per il momento è tutto, buona giornata. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni. Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.legnointerni.com o passa a trovarci.